E allora eccoci tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo come sempre alla storia. E questa sera, Ermanno, parliamo della Libia, parliamo delle guerre di Libia, le possiamo mettere un po' tutte assieme. Iniziamo dal 1911, insomma c'è questo interesse coloniale dell'Italia che... Diciamo che non parte come interesse coloniale, sostanzialmente è un momento in cui l'impero ottomano è in crisi e quindi diciamo che sono popolazioni libiche che tendono a ribellarsi e tra le tante, diciamo, uno dei tentativi di riuscire a sganciarsi dall'impero ottomano è proprio quello di chiedere all'Italia un aiuto. Noi naturalmente l'aiuto lo mandiamo, ma lo mandiamo per andare in realtà a conquistare, perché inizialmente Giolitti non era d'accordo di fare un attacco perché era, diciamo, un governo socialista e quindi fare un attacco direttamente a un paese, diciamo, africano. Era distante inizialmente dal concetto del colonialismo, ma il problema invece è un altro, che strada facendo naturalmente si passa dall'aiuto alla conquista della terra e lì allora la Libia si trova di fronte a due potenziali nemici: l'impero ottomano, che tenterà di liberare la Libia dall'Italia, e nello stesso tempo, diciamo, l'Italia che va come aiuto ma alla fine va per conquistare del terreno. Ma diciamo che siamo molto vicini all'unità d'Italia, quindi siamo a circa 50 anni dell'unità d'Italia e quindi l'Italia comincia ad avere ambizioni coloniali, aveva già manifestato nella parte est dell'Africa, ma in questo caso coglie l'occasione per arrivare a conquistare un terreno che è molto vicino all'Africa e quindi il colonialismo era, diciamo, uno degli sviluppi di quell'epoca, che nasce naturalmente da tutta una serie di vicende, tra cui, diciamo, chi cambia l'epoca e ci priva del Mare Nostrum è Napoleone, e con l'abbattimento naturalmente di due grandi repubbliche, che era quella di Venezia e quella di Genova. Di conseguenza chi si appropria del Mare Nostrum sono gli inglesi, e da lì nasce il concetto per l'Inghilterra di fare un impero. Scatta da questo, cioè il provocatore, anche se storicamente mai si collegano le due cose, il provocatore di questo, chi lascia la possibilità agli inglesi, che in quel momento certamente non erano i più forti, lascia questa opzione, è proprio il fatto che Napoleone crolla e di conseguenza il mare viene abbandonato a se stesso. Gli inglesi, che sono grandi navigatori, tentano di prendersi la via della seta, escludendo naturalmente le due repubbliche, perché le due repubbliche, una era diventata italiana, l'altra è diventata austriaca, di conseguenza sono state decapitate. Da qui nasce tutta l'evoluzione poi che arriverà fino alla guerra di Libia, che la guerra di Libia è l'incipit della prima guerra mondiale, perché nasce appunto il contrasto tra due gruppi di nazioni europee e naturalmente l'impero ottomano, che poi sfocerà in tutto quello che è stato il conflitto, che nascerà da altri motivi, ma naturalmente verrà collegato anche a questa vicenda molto complessa e molto tragica. In questo senso abbiamo due esperti che con noi riusciremo a penetrare meglio questa parte della storia italiana che normalmente viene trascurata. Prego. Certo, certo. Abbiamo due ospiti con noi che ci aiutano a ripercorrere questo periodo storico. In studio abbiamo il professor Patrizio Zanella. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui con noi, uno storico, un giornalista, abbiamo spesso ospite nei nostri studi, e saluto invece in collegamento il dottor Giulio Bobbo. Buonasera, dottor Bobbo. Buonasera. Buonasera a lei, è uno storico, è un ricercatore dell'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza. Ecco, Ermanno, tu avevi accennato di fatto nel 1911, anno in cui appunto inizia
questo conflitto. In Italia diciamo che le cause sono un po' prima, 1909, 1910, si matura un certo tipo di conflitto che poi arriverà a quello che è veramente la conquista, anche se parziale, della Libia, e poi successivamente negli anni del fascismo sarà completata questa conquista di un territorio ma di cui non sappiamo cosa farcene. Ma a quell'epoca noi avevano scoperto che era pieno di uranio, era pieno di petrolio, era pieno di un sacco di cose che purtroppo non siamo riusciti nemmeno a utilizzarle, nonostante tanti morti e tante persone che sono state mandate lì come colonizzatori. Ecco, in questo senso io lascerei al professor Zanella un breve incipit su questo concetto di guerra coloniale, è la prima vera guerra coloniale. Ce n'è stata un'altra in Africa, però diciamo questa è la più importante. Sì, allora creiamo la cornice perché sia chiaro poi anche tutta la riflessione che andremo a fare. Nella storia del colonialismo europeo e mondiale, soprattutto anche l'Italia lascia la sua impronta ed è un'impronta tutt'altro che edificante. Va anche detto che il colonialismo italiano può essere diviso in 3 momenti della storia appunto dell'Italia unita. C'è un colonialismo liberale che c'è alla fine dell'Ottocento, che comincia all'incirca verso il 1882 con il controllo di una baia sul Mar Rosso ad Assab. Poi c'è il colonialismo fascista. Sappiamo bene come, una volta costituito il regime fascista, si proietti anche verso il Nord Africa. E poi abbiamo un colonialismo democratico, perché possiamo ricordare che dal 1882 la lunga durata di questo colonialismo finisce solo il 1° luglio del 1960, quando viene ammainata la bandiera italiana a Mogadiscio, appunto in Somalia. In questo arco di tempo di 80 anni accadono parecchi avvenimenti, di cui la contro la popolazione della Libia, che allora era Tripoli, diciamo, e la Cirenaica e il Fezzan, le 3 regioni, sono il teatro, assieme ad altre terre del Nord Africa, sono il teatro di pagine non certo, come dicevo, edificanti per la storia italiana. Certamente. A lei un breve incipit, il professor Bobo, prego. Sì, l'inizio dell'avventura colonialista in Libia si pone nel contesto dell'Europa immediatamente prima della Grande Guerra. Cioè è un momento in cui le nazioni più importanti rafforzano i loro imperi coloniali, quelli che ce l'hanno, e quelli che sono arrivati un po' più in ritardo perché siamo un po' più piccoli, un po' più poveri come noi, cercano di costruirlo. La guerra di Libia va a inserirsi in questo contesto. Come ha detto il professor Zanella, prima c'era già stata una prima stagione colonialista che non era finita benissimo, perché c'era stata prima la baia d'Assab che era stata presa in gestione come se fossimo dei privati, poi una volta arrivati lì l'avevamo dichiarata nostra, poi era cominciato un periodo di guerre coloniali anche con l'unico stato etnico africano ancora indipendente, che era finita con la disfatta di Adua, che aveva portato anche alla fine dell'era Crispi e insomma aveva favorito la nascita del periodo giolittiano. Proprio all'Italia giolittiana va legato il tema anche della guerra italo-turca, perché l'Italia, dopo le riforme che sono state fatte, dopo il miglioramento delle varie infrastrutture economiche e industriali in Italia, comincia a essere un paese leggermente più potente, leggermente più ricco, e quindi all'epoca la potenza di un paese non si misurava col PIL, almeno non come oggi, ma la si misurava militarmente. Certo. Quindi guardandoci attorno, la corsa all'Africa era già finita da un bel pezzo, quindi le maggiori nazioni europee si erano già spartite buona parte dell'Africa, restava per noi libero, fra virgolette, il territorio della Libia, che apparteneva all'impero ottomano, sì,
che cominciava a muoversi, che aveva già dentro di sé quella crisi profonda che poi lo avrebbe fatto collassare subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Era un impero ancora multietnico, ancora multiculturale, che però appunto fra motivi di corruzione, di obsolescenza della gestione dello Stato cominciava a mostrare tutti i suoi limiti. E questo appunto lo faceva un bersaglio debole, soprattutto non era protetto da altre nazioni europee che avrebbero potuto esserci messi in mezzo, e appunto l'Italia a quel punto aveva una marina più che decente, anzi quasi buona e ben addestrata. Un esercito che insomma si impostava a quello che poi avrebbe combattuto con eterna fortuna nella Grande Guerra, per cui si parte per questa avventura coloniale che poi, come abbiamo visto e come vedremo, durerà per circa 30 anni, insomma, che certo. Magari a noi sembra tanto, ma in realtà è un po' più che una generazione. Ma diciamo che le guerre coloniali non hanno mai finito. Noi nella trasmissione spesso citiamo la guerra che abbiamo fatto contro la Cina. Incomincia nel 1820, finisce con la Seconda Guerra Mondiale. Tutta Europa... Non eravamo da soli? Come? Noi europei, no, anche con la guerra dei Boxer abbiamo partecipato anche noi, così praticamente l'aggressione nei confronti della Cina da parte di Inghilterra, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Giappone è durata 100 e passa anni. Quindi le guerre coloniali non sono mai finite, perché chiaramente c'è sempre la ribellione da parte dei nativi. L'unica guerra coloniale che è stata realmente vinta è stata la conquista degli Stati Uniti, perché hanno ammazzato tutti gli indiani, di conseguenza sono rimaste poche persone che hanno poca forza e poca voglia di vedere riconosciuta la propria proprietà della terra e soprattutto la propria nazione, che ormai è scomparsa. Al di là di questo partiamo col primo contributo, Italia dell'Ottocento, il Mare Nostrum, e parliamo appunto di Napoleone che, liberando il Mediterraneo dalle potenze che allora ancora lo gestivano e soprattutto la via della seta, cadrà in mano agli inglesi e di conseguenza inizia una decadenza di equilibri economici e politici all'interno dell'Europa, che finirà poi appunto con le guerre coloniali e in particolare con quella libica. Prego. Dopo la dipartita di Napoleone a Sant'Elena, del Mediterraneo, posseduto da Genova, Napoli e Venezia, se n'era appropriata l'Inghilterra, dando inizio all'impero della regina Vittoria e diventando così il mare del commercio inglese. Era consuetudine italiana, a fine Ottocento, chiamare il Mediterraneo Mare Nostrum, anche se tutti i paesi della costa meridionale appartenevano all'impero ottomano e il Mediterraneo restasse parte integrante dell'impero di Istanbul. Roccaforti degli inglesi erano Gibilterra, Malta e Cipro, mentre i rapinatori francesi avevano preso il Maghreb, diventando a loro volta padroni del Mediterraneo. Dopo l'unità d'Italia, le navi italiane erano costrette a pagare per ottenere il transito a Gibilterra, Suez e i Dardanelli, così come i russi erano impediti a transitare verso il Mediterraneo. Istanbul aveva il controllo del fronte africano, la Cirenaica, la Tripolitania, oltre alle isole del mare Egeo e un tratto dei paesi balcanici, una parte di quello che era stato l'impero di Solimano il Magnifico. Mare Nostrum era la denominazione che veniva usata quando le prime corazzate in acciaio, tra cui quelle italiane, lo solcavano. Quando nel 1881 i francesi occuparono la Tunisia e gli inglesi invasero l'Egitto nel 1882, l'Italia si dovette rivolgere a Londra per evitare un conflitto italo-francese in Tripolitania e la Cirenaica libica. Perciò nel 1885 si siglarono 2 accordi fra Austria-Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Romania per interrompere le manovre di Parigi nel Maghreb.
Qualora la Francia avesse proseguito nella colonizzazione delle terre libiche ad est della Tunisia, la Germania avrebbe appoggiato l'Italia a sbarcare sulla costa libica a scapito dell'impero ottomano, ma con i francesi che sarebbero restati al confine tunisino. Dopo la sconfitta ad Adua nel 1896 da parte dell'esercito abissino del Negus Menelik nel Corno d'Africa, in Italia l'opinione pubblica era contro la guerra coloniale. Gli imprenditori allora iniziarono una operazione finanziaria tramite la società coloniale italiana a Tripoli e a Bengasi. Il Banco di Roma aprì agenzie commerciali in varie città come Misurata e Bengasi. Il governatore turco in Tripolitania osteggiava queste iniziative italiane e l'ambasciatore italiano a Istanbul chiese al sultano di mettere fine a una situazione definita intollerabile. Viceversa sarebbe stato il conflitto. Le relazioni italo-ottomane si inasprirono e si formò una corrente di nazionalisti in Italia che sostenevano la politica espansionistica, dimenticando la disfatta italiana di Adua. Il 27 settembre del 1911 il re Vittorio Emanuele III concordò con il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti l'invio dell'ultimatum all'impero ottomano e venne così attaccato l'impero turco sulla Tripolitania e la Cirenaica. La spedizione militare sulla costa africana trovò un entusiasmo crescente dei tanti che videro realizzarsi i fasti imperiali della Roma antica. La Chiesa cattolica aderì al tripudio della guerra, sventolando il tricolore. Papa Pio X non intervenne direttamente al fine di evitare tensioni, visto che il rapporto fra Stato e Chiesa restava irrisolto dopo Porta Pia. La questione dello Stato Pontificio si sarebbe risolta solo nel 1929 con i patti lateranensi. Ecco, questa è la visione globale del Mediterraneo dell'epoca e gli interessi che avevano le potenze occidentali e le potenze orientali. Naturalmente l'impero ottomano era in fase di decadenza e di conseguenza poi succederà quello che succederà. A lei, Patrizio Zanella. Allora, possiamo fare dei distinguo molto pertinenti anche a supporto di questo filmato. Anzitutto va detto che le motivazioni di queste operazioni coloniali sono sempre diverse da quello che viene detto all'opinione pubblica. Perché all'opinione pubblica vengono date delle motivazioni surrettizie, tipo il prestigio, i 50 anni dell'unità d'Italia, un espansionismo appunto che era quasi funzionale all'ambizione di essere alla pari delle altre potenze europee come Inghilterra, Francia e Germania. E quindi vengono sobillate delle motivazioni, si può dire, proprio molto diverse a riguardo. Va detto anche che nel 1911 fra i pacifisti che si oppongono all'espansionismo oltreoceano abbiamo un certo Benito Mussolini, il quale verrà arrestato perché è socialista. È socialista in quel momento, sì. E verrà arrestato per violenza alla forza pubblica e messo in carcere. E le stesse idee 10 anni dopo invece Mussolini le appoggerà per avvallare il suo espansionismo. È molto curioso la piroetta, la giravolta che questo dittatore fa a distanza. È l'effetto del potere. Quando uno va al potere si rimangia tutto e lo vediamo anche oggi con questo governo. Prego. Ecco, sì, e quindi tutto questo ci fa capire come c'era da anche ristabilire un equilibrio a livello di credibilità internazionale dove anche l'Italia ambiva a questo gioco. Si può dire proprio gioco perché Giolitti ha una visione molto lucida della politica, condivide appieno questa forma di espansionismo e si cerca di costruire un pezzo dell'Italia fuori dall'Italia. Ecco, questo è il paradosso. Non a caso Tunisi, ma anche successivamente, verrà chiamata la piccola Italia, la quarta sponda. Tutto quello che è al di là appunto del Mar Mediterraneo è quasi visto
come naturalmente territorio italiano o da italianizzare. E per cui ci sarà tutto l'invio dei coloni che magari vedremo successivamente, ma c'è questa corrente di pensiero sostenuta anche da una certa borghesia, intellettuali, e ricordiamo anche Pascoli successivamente. Certo, Giovanni Pascoli, il poeta. Ecco, quindi abbiamo un'opinione pubblica sicuramente abbindolata, un po' manipolata, e gli stessi coloni che poi si cercherà di insediare, brandendoli, no, dicendo che c'erano una terra fertile, in realtà si troveranno di fronte a quello che Salvemini chiamerà il cassone di sabbia, una scatola di sabbia, insomma. Ecco, quindi tutto questo ci fa capire che le operazioni oltreoceano sono il frutto in primis di una talassocrazia, ovvero di un controllo del commercio che passa attraverso il mare dopo l'apertura del canale di Suez, e queste grandi potenze cercano di contendersi poi i commerci che passano nei loro territori, ma che passano obbligatoriamente anche attraverso il Nord Africa. Ma c'è un'altra funzione. La funzione è quella che noi abbiamo un paese, ma anche l'Inghilterra, anche la Francia, anche la Germania, c'era molta povertà. Diciamo che si puntava ad assumere la gente come operaio, ma naturalmente l'agricoltura non era certamente quello che dava da mangiare in abbondanza agli italiani. E c'erano delle crisi, quindi la migrazione, poi in parte voluta anche dai Savoia, per esempio, verso l'America, è stata commutata imparando dagli inglesi, in colonizzazione. Io mando i pezzenti e diventano ricchi, perché quando abbiamo cominciato a colonizzare l'Africa abbiamo rimesso in funzione il concetto di schiavitù, cioè tant'è che la Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni ci rimprovera Mussolini di dire no, non è possibile ritornare indietro, questo non è accettabile. Ma questo naturalmente cosa vuol dire? Lo faceva anche l'Inghilterra. La gente povera diventava ricca diventando un colonialista. Perché? Perché naturalmente gli abitanti dell'Africa piuttosto che dell'India e dell'Asia erano sottomessi, e di conseguenza per fare un ricco ci vogliono 1000 poveri, e la cosa è fattibile con la colonizzazione. Questo è il passaggio più importante nella strategia di creare un'economia fuori dall'Italia, utilizzando le persone di basso livello che però riescono a produrre e mandare in Italia dei beni e delle risorse. Al di là di questo passiamo al secondo contributo: Libia, la terra promessa. Nell'estate del 1911 in Italia alla guida del governo c'era Giovanni Giolitti, che con le sue riforme aveva cercato di far crescere l'economia e l'industria. Ma malgrado i progressi c'erano ampi settori della borghesia e dell'opinione pubblica che non erano soddisfatti e premevano perché si allargassero i domini italiani nel Mediterraneo. Politici, ma anche giornalisti ed intellettuali chiedevano al governo di rimettere in agenda la questione coloniale, che era stata accantonata dopo la pesante sconfitta di Adua in Etiopia del 1896, che aveva portato alla caduta del governo Crispi e alla firma del trattato di pace di Addis Abeba, che sanciva l'indipendenza etiope e la fine delle aspirazioni coloniali italiane. I più accesi sostenitori dell'impresa coloniale erano i nazionalisti, che dalle pagine del periodico L'Idea Nazionale diedero vita ad una campagna a favore della conquista della Libia. Il governo italiano giustificò la guerra contro l'impero ottomano sostenendo di voler civilizzare e proteggere la popolazione libica che, a suo dire, era sotto una dominazione arretrata e inadeguata da parte degli ottomani. Inoltre la propaganda italiana cercò di far passare l'intervento come un'operazione di liberazione, sostenendo di agire nell'interesse della popolazione locale. Il 3 ottobre dello stesso anno le navi della Marina Regia davano inizio all'invasione della Libia. 35.000 uomini al comando del generale Carlo Caneva sbarcarono in poche settimane, ma la resistenza dei libici e delle forze turche si rivelò più ostinata del previsto.
Il 23 ottobre a Shara al-Shat, quartiere periferico di Tripoli, scoppiò una rivolta contro gli occupanti. 600 bersaglieri furono intrappolati e vennero sterminati quasi al completo. I bersaglieri, già morti, furono, secondo l'uso locale, evirati, cucite le bocche e gli occhi. Gli italiani, dal canto loro, non usarono mezze misure, incendiarono, uccisero a baionettati i ribelli, sventrarono e violentarono le donne, massacrarono i vecchi. Altre migliaia di libici furono presi prigionieri e deportati nelle isole italiane di Ustica, alle Tremiti e a Ponza. Il 40% di loro non sarebbe più tornato. Una parte della stampa italiana attaccò l'operato del governo, ma il 5 novembre del 1911 il re Vittorio Emanuele III firmò il decreto di annessione della Tripolitania. I combattimenti però continuarono intensi e solo un anno più tardi Italia e Impero Ottomano firmeranno a Losanna il trattato che metteva fine alla guerra. Era il 12 ottobre 1912. Sì, devo fare una correzione. Oltre migliaia furono i prigionieri deportati nelle isole italiane di Tremiti e Ponza, Ustica. In realtà non fu così. Io conobbi un ammiraglio che abitava, ormai in pensione da molto tempo, che abitava nella zona di Feltre, a Pedavena, che mi diceva che loro lo caricavano sulle navi e poi li buttavano in mare. Non sono mai arrivati né a Ustica, né a Tremiti, né a Potenza. Lo posso documentare io perché me l'ha detto uno che lo faceva. E l'ha detto anche senza manco, diciamo, avere un senso di pentimento. Erano negri, li abbiamo buttati perché non servivano. Questa era la mentalità degli anni 50 ancora. Prego, allora lascerei la parola a professor Giulio Bobbo. Sì, allora il concetto i motivi profondi della guerra in Libia sono anche quelli che avete anticipato voi, cioè l'Italia era sì un paese che stava crescendo, ma era un paese ancora molto povero, era un paese in cui l'emigrazione verso paesi altri era ancora una questione all'ordine del giorno, non solo verso le Americhe del Sud e del Nord, ma anche in Francia. Tanta gente qui in Veneto andava anche in Francia o i primi che andavano in Germania. Ovviamente l'idea di provare a costruire un impero coloniale nel quale ridistribuire alcuni di questi italiani poveri, e per poveri intendo veramente poveri, perché come penso molti di noi sanno, il Veneto dell'epoca era una delle zone più povere d'Europa, con gente che letteralmente moriva di fame, perché la pellagra sostanzialmente è una forma di morte per malnutrizione. Il problema per l'Italia dell'epoca è che la Libia non era l'India. Nel senso che l'impero inglese, che controllava delle colonie importantissime in Asia e in Africa e in Oceania, aveva la possibilità di avere degli accessi a prodotti che venivano poi spediti, come avete detto voi, attraverso il canale di Suez, e potevano creare degli introiti incredibili. In Libia non c'era molto, esisteva una fascia addossata al mare, dove effettivamente erano delle zone collinari dove si poteva in alcuni posti fare qualche forma di agricoltura, ed è lì che poi verranno mandati in maniera organica i coloni del periodo fascista, ma per il resto era, come appunto diceva Salvemini, uno scatolone di sabbia. Non sapevamo appunto delle risorse che erano presenti all'epoca, c'è chi dice che a un certo punto lo si sapeva perché Ardito Desio aveva fatto col CNR dei rilevamenti e poi non si è capito bene quei rilevamenti in mano a chi sono finite. Resta il fatto che comunque io, siccome credo sia giusto dire che alla fine che l'Italia, che sostanzialmente era uscita molto male dalla sua prima forma di colonialismo in Africa orientale, esce tutto sommato rafforzata da questo conflitto. Perché comunque è vero che l'impero ottomano godeva di pessima salute, ma era in ogni caso un impero multinazionale molto più grande dell'Italia e potenzialmente anche molto potente militarmente.
questo lo vedremo 2 anni dopo, 3 anni dopo, quando vedremo ai Dardanelli come i turchi gli ottomani riuscirono a ricacciare indietro gli inglesi e i francesi. E questa guerra viene fatta bene da un punto di vista militare, anche con un certo spirito aggressivo, perché appunto a un certo punto, anche per rilanciare e alzare l'asticella, si mette in atto l'invasione del Dodecanneso, cioè quelle isole che adesso appartengono alla Grecia, che sono quelle di Lero, Scarpanto, che vengono attaccate attraverso uno sbarco, che all'epoca erano operazioni militari pericolosissime, e porta insomma alla fine a una vittoria militare, per certi aspetti effimera, poi lo vedremo, perché non è che finisce nel 12 il concetto dell'occupazione della Libia, però con le risorse che aveva l'Italia liberale del 12 è stata un'operazione che insomma ha portato a un rilancio dell'Italia come nazione industrializzata che si affacciava sul piccolo gruppo di paesi considerati potenze. Poi appunto ovviamente dobbiamo sapere che cominciano a esserci già della guerra dell'11-12 le prime forme di crimini di guerra, e anche un'altra consapevolezza, cioè che anche se qualcuno aveva pensato almeno parzialmente sinceramente di andare a liberare gli arabi libici, si rendono conto che gli arabi libici a un certo punto combattono insieme ai turchi, perché è vero che anche i turchi erano degli invasori, però almeno gli ottomani erano degli invasori musulmani e con una cultura molto simile alla loro. Gli italiani erano cristiani, erano occidentali e soprattutto avevano in mente qualcos'altro con la terra che andavano a liberare, fra virgolette. Sì, volevano sottomettere la popolazione libica o le popolazioni libiche. Per tornare indietro un attimo, lei ha perfettamente ragione che c'era la pellagra. La pellagra era determinata dalla carenza, perché i veneti mangiavano polenta e naturalmente il mais è privo di vitamina K. Mangiando solo polenta naturalmente si innescava un meccanismo di carenza di vitamina K e si perdevano le unghie, si perdeva la pelle, e se i nostri telespettatori vanno a guardare in rete che cos'era questa malattia, vedono delle persone che sono terribilmente, diciamo, emaciate e aggredite da questa carenza vitaminica, e poi mancava la vitamina C, eccetera. Cioè noi eravamo cosiddetti, chiamati ancora i polentoni, no? E questa era la conseguenza, naturalmente. Al di là di questo, adesso passiamo al prossimo contributo: conquista della Libia. L'11 aprile del 1926 Mussolini arrivò a Tripoli e per la prima volta un capo di governo italiano visitava una colonia. Il 15 aprile prometteva aiuti di Stato a chi voleva investire oltremare, elogiando gli imprenditori privati che lo avevano fatto, i tecnici agrari e i contadini disposti a trasferirsi in Libia. L'espansione procedeva in Tripolitania, ma faticava in Cirenaica, abitata da popolazioni nomadi incontrollabili. Così le forze italiane erano tenute in scacco dai fratelli della confraternita religiosa senussida, guidata da Omar al-Mukhtar, anziano insegnante del Corano che si era rivelato uno stratega geniale. Per fronteggiare tale situazione, i governatori di Cirenaica e Tripolitania furono riuniti sotto un unico generale, Pietro Badoglio. Per eliminare la resistenza libica in Cirenaica, il comando fu affidato a Rodolfo Graziani, diventato nel frattempo generale e nominato vicegovernatore da Mussolini. Graziani mise in atto un sistematico disarmo della popolazione con il tribunale volante o tribunale militare speciale, che via aerea poteva raggiungere rapidamente qualsiasi punto della colonia per impartire condanne a morte. Poi, per togliere ogni appoggio a Omar al-Mukhtar, nel giugno del 1931 iniziò la persecuzione della popolazione nomade della Cirenaica. Le oasi nel deserto furono bombardate dall'aviazione, usando i gas letali e lanciando bombe asfissianti all'iprite sui civili, vietate dalla Convenzione di Ginevra.
Un numero preciso dei morti non c'è, ma si sa che oltre 100.000 persone furono deportate, costrette a lasciare tende e bestiame per raggiungere a marce forzate anche di 1000 chilometri i 13 campi di concentramento allestiti in Sirtica, una delle regioni più inospitali della Libia. L'11 settembre 1931 il partigiano libico Omar al-Mukhtar fu catturato. Senza processo, il 16 settembre, nel campo di concentramento di Soluk, davanti a 20.000 connazionali, il religioso fu impiccato, dando un colpo durissimo alla resistenza, che in pochi mesi fu annientata. Il 24 gennaio del 1932 Badoglio telegrafava a Roma: «Dichiaro che la ribellione in Cirenaica è completamente e definitivamente stroncata». Ecco, abbiamo visto come siamo riusciti a fare. I campi erano veri e propri campi di sterminio, campi di concentramento, perché non gli davano da bere, non gli davano da mangiare, e in una settimana al massimo uno non poteva sopravvivere in mezzo al deserto e di conseguenza morivano, venivano sepolti con la sabbia, ma talvolta venivano lasciati là, abbandonati in mezzo al deserto, cosa che succede anche adesso, perché con la migrazione sappiamo che queste cose succedono. Lascerei la parola a Patrizio Zanella per completare questa visione del colonialismo italiano, quanto violento è stato e quanto negativo è stato per l'Italia. Prego. Allora, si è solito dire che il colonialismo italiano sia stato meno brutale di quello inglese o di quello tedesco. Di fatto Angelo Del Boca, uno storico di vaglio, si può dire che ha speso moltissimi anni della sua vita per dimostrare tutto il contrario, altro che italiani brava gente, come invece era uno stereotipo che girava. E sappiamo dai numeri accertati che su questi 13-15 campi di concentramento che erano stati costruiti passarono la bellezza di 120.000 persone, di cui al termine se ne trovarono solo 80.000, per cui 40.000 sono sicuramente le persone che hanno perso la vita. E in Parlamento, attenzione, in Parlamento si discuteva addirittura che l'ospitalità nei campi di concentramento italiani era migliore della vita che trascorrevano nelle tende in mezzo al deserto, perché si ironizzava anche su questo. E fra l'altro all'opinione pubblica si continuava a dire che la presenza italiana aveva abolito il sistema della schiavitù. Sì. Aveva portato un nuovo criterio di giustizia e aveva debellato le epidemie. Ecco che cosa veniva, diciamo, raccontato a livello di opinione pubblica, quando invece di fatto c'era questa brutalità, questa violenza programmata, voluta e ricercata con l'efferatezza che anche il filmato ha fatto intravedere. E qui possiamo dire che questo uomo come Badoglio, che poi continuerà a fare carriera nella vita politica italiana, i suoi misfatti non verranno mai imputati. Possiamo capire di Graziani, che già, diciamo, è il personaggio particolarmente truculento, dove lui si vanta addirittura di aver debellato questa ribellione. Ma quando ammazzano brutalmente al-Mukhtar si rendono conto di aver fatto un grande errore. Ma dobbiamo anche capire una cosa, non per giustificare questo terribile assassinio, ma il fatto di avere esibito di fronte a 20.000 beduini musulmani il corpo impiccato di questo loro leader, che era anche una persona molto intelligente, uno studioso anche del Corano, ricade in un contesto antropologico dove bisognava mostrare proprio ai ribelli che il loro capo era morto, se no non ci avrebbero creduto. Moltissime diciamo impiccagioni pubbliche con i leader venivano fatti anche per dare una lezione di fatto a chi continuava a combattere. Quindi c'è diciamo anche un'altra valutazione che va richiamata. Noi ci scandalizziamo, come giusto, di fronte a questa leggerezza sui civili, perché se la prendevano anche con i civili, perché non riuscivano sempre a scovare i ribelli che si davano alla macchia. Ecco, però questo faceva parte anche di una mentalità
colonialista che giustificava che i paesi più ricchi, in questo caso l'Europa, i paesi più opulenti o le cosiddette etnie bianche avrebbero dovuto o dovevano sottomettere quelli di colore, e quindi i negri. Ecco perché c'è questa noncuranza, questa sfida e questo sterminio come se fosse una cosa naturale. Dobbiamo fare anche uno sforzo di questo tipo. Sì, era il diritto coloniale, cioè noi avevamo il diritto di fare le colonie, perché portavamo la civiltà, poi facevamo una strage. Secondo alcune teorie, addirittura la popolazione libica in questa seconda guerra fu dimezzata, proprio perché furono fatti questi campi di sterminio, abbandonarono le persone morte lì e ce ne siamo tornati. Ma quello che era la cosa più importante, che nessuno... Intanto la Libia non era stata conquistata da altre nazioni per il semplice motivo che non c'era niente da portare via. Non c'era agricoltura, non c'era nulla, c'erano soltanto queste popolazioni nomadiche che vivevano come potevano vivere a quell'epoca. Ma c'era un'economia, una piccola economia, però un'economia che funzionava. E naturalmente sarebbe stato possibile anche ampliarla. Un altro dettaglio vorrei raccontarlo ai nostri telespettatori, che la Libia era una foresta una volta, perché i cartaginesi che sono venuti in Italia all'epoca delle guerre cartaginesi contro Roma arrivavano con i leoni. Quando fu costruito il Colosseo, dall'Africa arrivavano i leoni, arrivavano le tigri, arrivavano tutti gli animali feroci per fare grandi spettacoli. Chi ha desertificato l'Africa fu l'impero romano, perché tagliò tutti gli alberi e incominciarono a coltivare il grano. Naturalmente una volta abbandonato, cambiò completamente, fu il primo cambiamento climatico determinato da un gruppo, diciamo, di uomini che non sapeva quello che faceva, l'importante era riuscire a depredare e fare quello che è. Quindi se andate a vedere Leptis Magna, è una città che all'epoca era addirittura più bella di Roma. Però se voi andate a vedere Leptis Magna è in mezzo alla sabbia oggi, ma allora era pieno di foreste. Al di là di questo lascerei la parola al professor Bobbio per completare un attimo questa conquista, questa carneficina fatta dagli italiani nella guerra libica e soprattutto che cosa ha portato economicamente all'Italia o è costata all'Italia questa guerra. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto a beneficio dei telespettatori vorrei fare un mente locale su una cosa, cioè noi adesso stiamo parlando di un periodo successivo alla prima guerra, perché cosa succede? Durante la guerra italo-turca di cui abbiamo parlato, l'Italia almeno formalmente prende possesso del territorio della Tripolitania e della Cirenaica. Subito dopo però abbiamo la prima guerra mondiale. Sì. Con la prima guerra mondiale tutti i soldati italiani che possono essere mossi devono essere mandati al fronte, perché noi sappiamo quanto è costata in termini umani, economici e industriali la prima guerra mondiale. Questo fa sì che l'Italia di fatto mantiene il controllo di alcune città della costa, per cui alla fine della prima guerra mondiale sostanzialmente non esiste una colonia italiana, non esistono alcuni capisaldi sulla costa da cui si deve iniziare appunto una forma più che di conquista. Da questo punto di vista è interessante parlare di un personaggio, noi trasmettiamo dal Veneto, di un personaggio che è ancora molto ricordato nel Veneto, nelle Tre Venezie, che è il conte Volpi. Volpi prima della guerra italo-turca era semplicemente un commerciante, un imprenditore di succeess. Prima con il trattato di pace italo-turco e poi con l'amministrazione della colonia in Libia diventa l'autocrate, la persona potente che poi ha la possibilità di costruire Porto Marghera e tutto il resto. Quindi la guerra di cui le operazioni di cui abbiamo parlato adesso, cioè queste operazioni sostanzialmente di sterminio, sono legate a questo periodo che va dal 1919 al 1932, in cui l'Italia un pochino alla volta
occupa dei territori che formalmente gli erano riconosciuti. E questo costa un sacco di soldi. Da questo, un altro dettaglio interessante che magari tanti a casa non sanno, è stato fatto un film su questo periodo da un signore che si chiamava Gheddafi e lui usando una troupe e quindi personale, registi, attori occidentali, paga e fa realizzare un film chiamato Il leone del deserto, che parla sostanzialmente di questo Omar al-Mukhtar, che era sostanzialmente un maestro di Corano, che diventa il comandante militare di una resistenza che tiene in scacco gli italiani per un sacco di tempo. E questo Omar al-Mukhtar è interpretato da Anthony Quinn, che penso che sia un nome che ancora molti ricordano, il generale Graziani da un attore inglese, quello che poi ha fatto anche il gladiatore, faceva il capo dei gladiatori nel film Il gladiatore, e questo film viene vietato in Italia. Quindi nella Repubblica Italiana post 1945 viene impedito la visione, la proiezione di questo film perché è lesivo dell'onore dell'esercito. 1981. Poi alla fine, appunto, dopo molto tempo, in occasione di una delle tante visite di Gheddafi, quando durante i governi Berlusconi questo divieto viene sollevato, e rimane questo film che ha tutti i crismi di un film di propaganda, con pesanti forzature, soprattutto anche nell'ottica di Gheddafi, di quello che voleva far vedere lui, però è un fatto che esista questo film dove sostanzialmente gli italiani sono i cattivi e che in Italia non è stato possibile vedere. E appunto come finisce questa guerra? Finisce con... La posso interrompere, però noi l'abbiamo messo in onda. Prego. Adesso è possibile, è possibile, ma c'è stato un momento... No, era impossibile ancora. Ancora all'epoca. Ok, all'epoca, ok. Abbiamo Chiedo scusa, esiste un doppiaggio italiano? Sì. Ed era... okay, perché io l'avevo visto l'abbiamo in inglese. trasferito da Super 8. Perché non c'era il 35, avevamo trovato una versione del Super 8 perché loro avevano già fatto la traduzione, diciamo, e quindi noi l'abbiamo mandata in onda. Sì, prego. Complimenti, non lo sapevo. Allora avete avuto un ruolo importante. Quindi sostanzialmente questa guerra coloniale che anticipa già alcune cose che vedremo 4 anni dopo in Etiopia, quindi campi di... Diciamo, più che campi di sterminio, allora campi di concentramento gestiti male. È un problema che vedremo anche nel 1941-43 in Jugoslavia, cioè gli italiani creano dei campi di concentramento dove il ratio di mortalità è altissimo, non perché si voglia realizzare una fabbrica della morte come facevano i nazisti nei campi di sterminio, ma perché non c'è interesse o non c'è competenza nel gestire tante persone riunite in un unico posto per tanto tempo. Quindi la mortalità è anche dovuta a questa forma di inettitudine. E poi viene costruito un muro, forse questa cosa del muro ogni tanto in certi governi torna e c'è un motivo, ma quella volta venne veramente costruito un muro fra il mare e il confine egiziano, contro il quale questi gruppi di beduini che combattevano andavano a sbattere cercando di trasferirsi in Egitto, e fra la costruzione del muro, la cattura e l'omicidio, chiamiamolo omicidio, di al-Mukhtar, si pacifica in questo modo la Libia. Ovviamente stiamo parlando della storia dell'Italia fascista, e quindi questa è una pace temporanea, perché poi nel 1940 la storia continuerà ancora. Da un punto di vista economico, come il professore sa che io non sono uno storico economico, ma sicuramente possiamo dire che tutta la storia del colonialismo italiano, ma soprattutto quella in Italia, in Libia, è una storia che va in passivo, perché per mantenere decine di migliaia di truppe, di materiali, di ascari, c'era appunto un ministero dell'Africa italiana, costano un sacco di soldi che non vengono ripagati, perché gli stessi coloni devono essere sostenuti all'inizio. Tecnicamente doveva essere un inizio, però poi è un inizio che non hanno continuazione. Quindi sostanzialmente da un punto di vista economico è stata una tragedia. Un dettaglio finale con cui chiudo questa parte del mio intervento.
non per la Libia ma per l'avventura dell'Africa, della guerra con l'Abissinia, viene istituita una delle prime accise che stiamo ancora pagando con la benzina di oggi. Certamente. Allora passiamo all'ultimo contributo che ci spiegherà che cosa effettivamente non abbiamo capito della Libia. Siamo andati a depredarla, ma quello che i tesori della Libia non siamo riusciti poi a prenderle, se non con il colpo di Stato di Gheddafi, e di questo anche ne parleremo. L'ultimo contributo, numero 4. La colonizzazione italiana in Libia, iniziata nel 1911, farà danni profondi nel paese, con effetti devastanti per un secolo. Dopo l'annessione del 1912 con il Trattato di Losanna, l'Italia subì una lunga resistenza da parte della popolazione libica. L'occupazione divenne ancor più violenta dopo il 1922, con l'avvento del fascismo. La repressione divenne più brutale, le popolazioni libiche furono deportate in campi di concentramento nel deserto, dove centinaia di migliaia di libici morirono a causa della mancanza d'acqua, per le malattie, la fame, le torture. La repressione tra il 1928 e il 1932 comportò interi villaggi distrutti e la popolazione fu costretta a condizioni di vita durissime. Furono espropriate le migliori terre coltivabili ai libici a favore dell'insediamento di coloni italiani. Nel 1938 il regime fascista promosse una massiccia immigrazione di italiani nel paese per sostituire la popolazione libica con coloni italiani. La Libia veniva definita la quarta sponda d'Italia, ovvero il programma di sostituzione etnica e di colonizzazione agricola che porterà migliaia di pezzenti in terra libica, mentre le popolazioni locali venivano schiavizzate, immettendo così nel concetto coloniale quello della schiavitù. La politica economica coloniale era finalizzata al beneficio dell'Italia. Infrastrutture, ferrovie e strade vennero costruite solo in funzione degli interessi dei coloni, lasciando gran parte della popolazione al limite della sopravvivenza. Alla fine del periodo coloniale la struttura sociale era stata devastata, con comunità e famiglie sradicate o impoverite, erano state distrutte le scuole, azzerata l'economia, negando il diritto alla scuola. L'Italia perse il controllo della Libia solo con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, lasciando però il paese in condizioni disastrose. Dopo la guerra la Libia divenne prima un territorio sotto amministrazione britannica e poi ottenne l'indipendenza nel 1951, ma portava con sé ancora le cicatrici dell'occupazione italiana, un'economia arretrata, una struttura sociale frammentata, una mancanza di infrastrutture fondamentali. La politica di espropriazione delle terre e le deportazioni di massa avevano indebolito le basi economiche del paese e distrutto la fiducia tra i diversi gruppi etnici e tribali, creando quelle divisioni interne che avrebbero poi continuato a influenzare la politica libica per anni. Ecco, questa è la conclusione di questo percorso, ma non è ancora finita perché la guerra lì continua anche adesso, perché ci sono molti altri interessi che si sono aggiunti. Di conseguenza lascio la parola a Patrizio Zanella. Possiamo aggiungere che tutta la campagna di occupazione della Libia mostra dei limiti evidenti di come è stata organizzata. In primis la sottovalutazione della ribellione dei ribelli o della popolazione locale. Non si aspettavano certo un tipo di risposta di questo genere. Poi un'altra grossa falla appunto, della nostra politica coloniale è stata quella di votare una legge nel 1929, in questo caso dal fascismo, nella quale tutti i territori che non erano coltivati venivano assegnati immediatamente a degli italiani o ai coloni. E i libici protestarono per questa espropriazione di terre e con somme di denaro furono un po' tacitati.
quindi si impossessarono di chilometri di territori che hanno poi cercato di sfruttare al meglio. Da dire anche che tutta la presenza italiana ha permesso poi negli anni 80-90 di cementare, dopo il colpo di Stato di Gheddafi, ha cementato una unione del popolo libico proprio facendo riferimento al colonialismo italiano. Cioè Gheddafi riuscì un po' a unire già delle tribù che era già difficile di per sé, abbiamo visto cosa accadde dopo che fu tolto di mezzo, però il collante di combattere e di farsi rivalere contro gli italiani fu determinante per Gheddafi, almeno per rimanere in sella un certo tempo, facendo riferimento al colonialismo appunto italiano. Possiamo dire che sia stata veramente fallimentare sotto tutti i punti di vista, perché sono corsi fiumi di denaro con pseudo motivazioni anche razziste, perché giustificate sul piano razzistico e ideologico. E se vogliamo fare una chiosa solo a posteriori, perché è un elemento che non possiamo trascurare della guerra italo-turca, quando è cominciata nel 1911, va detto che un anno dopo ci furono le guerre balcaniche. Certo. E questo perché? Perché non ci fu nessun intervento dell'impero ottomano a contenere questa campagna di aggressione italiana, che galvanizzò quindi i Balcani e portarono ulteriore tensione in Europa nel 12-13, di lì a poco nel 14 ecco l'attentato di Sarajevo, e qui il quadro si completa. Come vediamo che i tasselli della storia, sebbene richiamati, sono ben concatenati. Bene, Giulio Bobbo, a lei una conclusione di questa visione della storia italiana, che è stata tragica in certi periodi e non ha portato praticamente a nulla, perché quelle guerre sono costate agli italiani ma non hanno prodotto risorse per l'Italia. Prego. Beh, grazie. Innanzitutto bisognerebbe dire che una delle conseguenze della dominazione italiana in quella regione è il nome stesso di Libia. Prima dell'arrivo degli italiani esistevano delle aree diverse, appunto la Tripolitania, la Cirenaica, il Fezzan. E gli italiani, quando occupano tutti questi territori in un'unica realtà, decidono di dargli il nome latino, il nome di tradizione romana, perché appunto c'era questa specie di revanchismo nazionalista di chiamare il Mediterraneo Mare Nostrum, che è qualcosa che ci si potrebbe permettere se poi si è capaci di trattarlo come Mare Nostrum. Poi sappiamo come è andata a finire nella seconda guerra mondiale, e non per mancanza di coraggio da parte dei nostri marinai, ma a parte questo. Quindi sostanzialmente l'Italia ha lasciato l'impronta, e soprattutto quando si parla nelle politiche post-coloniali, unirsi, cioè unire popolazioni anche diverse contro un nemico ancora più diverso di loro, come in questo caso gli italiani, è qualcosa che funziona molto spesso. Poi può diventare distruttivo una volta che l'indipendenza è stata ottenuta. Pensiamo semplicemente all'India, al Pakistan ad esempio, oppure pensiamo per vedere il procedimento inverso, tutte le milizie somale che si sparavano fra di loro prima che arrivassero gli occidentali, poi quando sono sbarcati gli americani sono andati tutti contro gli americani. Quindi sostanzialmente l'Italia ha dimostrato se stessa in Libia, a seconda anche del periodo storico che prendiamo in esame. Tutto sommato fa una figura passabile e parlo dal punto di vista militare e non certo morale. Su quello siamo tutti d'accordo. Come diceva il professor Zanella, Angelo Del Boca ha fatto un lavoro importante non solo per documentare quello che è stato fatto, ma anche per modificare un certo archetipo dell'italiano buono che funzionava fino alla fine del secolo scorso. Quindi i suoi studi per testimoniare l'utilizzo dei gas asfissianti in Libia e in Etiopia sono stati importanti. Comunque, stavo dicendo, quindi
l'Italia liberale riesce a portare avanti il suo lavoro. L'Italia fascista dimostra di essere spietata con i deboli e incapace contro i forti, perché noi sappiamo che nel 1940 l'Italia inizia la guerra contro gli inglesi e pretende di combattere gli inglesi con tantissimi soldati a piedi, gli inglesi con molte meno truppe però motorizzate trasforma quella che doveva essere una piccola controffensiva di contenimento a diventare una specie di rotta, l'operazione Compass, di cui si parla pochissimo in Italia e che da un punto di vista militare ha molti punti in contatto con la Caporetto della Prima Guerra Mondiale. Quindi sostanzialmente l'Italia dimostra le sue varie incarnazioni del Novecento, anche usando come la Libia come cartina di tornasole. Compresa anche appunto una certa forma di opportunismo, perché nel momento in cui la Libia era governata da un re tutto sommato moderato come re Idris, avevamo ancora come delle tendenze quantomeno paternalistiche se non coloniali, con Gheddafi che invece ha un altro imprinting, ha un altro modo di fare le cose, ci si accorda molto in fretta facendo buon viso a cattivo gioco. Io non mi considero un nazionalista, però vi dico a chiusura di questa cosa che il gesto che fece Berlusconi di baciare la mano a Gheddafi mi disturbò molto, perché insomma in ogni caso il rispetto verso se stessi dovrebbe essere prioritario rispetto a tutto il resto. La cosa che mi dispiace di più di poter dire è che questa è una storia che è ancora in divenire, perché la Libia di oggi è una delle tante zone martoriate del Medio Oriente e dell'Africa, che continua a farsi la guerra a vicenda con incursioni di paesi diversi, di blocchi diversi, quindi i filorussi da una parte, amici degli occidentali dall'altra, e non sappiamo quando finirà. Speriamo di vivere abbastanza da poter vivere una conclusione pacifica di questa cosa. Certo. Ma il colpo di Stato di Gheddafi dove nasce? Intende quello del 60, quello con cui è stato contro il re quello Idris, suo, o quello con cui è stato il primo, quello suo. Quello suo nasce ad Abano Terme, perché il re Idris andava a farsi i fanghi. E uno delle guardie di sicurezza del re era proprio Gheddafi. I servizi segreti, spinti dai nostri politici, agganciano Gheddafi perché Idris stava dalla parte degli inglesi, non stava dalla parte nostra, sì, perché naturalmente aveva una memoria storica che era negativa per noi, e di conseguenza Gheddafi approfitta di questo e naturalmente ci sarà il colpo di Stato. Addirittura il corpo del re Idris non si sa dove sia andato a finire, perché viene sepolto in mezzo al deserto, e Gheddafi prende in mano la situazione e diventerà filo italiano, al punto di salvare il fallimento della Fiat con l'acquisto di circa il 10% di tutte le azioni del mercato della Fiat negli anni 80. Sì, però Prego. Prima mi scusi, mica tanto filo italiano, perché a un certo punto tutti i coloni italiani che erano rimasti in Libia li ha cacciati di malo modo e li ha mandati in Italia. Era il minimo. È una cosa che ci si è ritorta contro alla fine, sì, voglio dire. Era il minimo che poteva fare, però diciamo che è stato, per noi era un mercato molto molto importante. Noi commerciavamo con la Libia e importavamo petrolio, avevamo un interesse bilaterale che era veramente importante per l'Italia, ma era importante anche per la Libia. E poi naturalmente c'è stato il secondo colpo di Stato, promosso soprattutto dai francesi, bombardamenti e tutto il resto. Gli americani non aspettavano altro, arrivarono anche loro e noi non sapemmo gestire nulla, ma naturalmente questa è una storia che non si vuole raccontare nei giornali, ma quotidianamente ci sono guerre in Libia che non se ne parla più, ma soprattutto in Libia ci va la Russia con il beneplacito del presidente americano di colore. Prego.
Sì, un'ultima veramente considerazione che è utile anche per i nostri telespettatori. La presenza italiana nelle colonie appunto del Nord Africa a tutt'oggi ha lasciato delle relazioni complesse. Vediamo quanto siano difficoltosi o in guerra o in sfacelo gli stati che abbiamo occupati. Due curiosità che vanno aggiunte alla nostra conversazione. Dobbiamo ricordare l'eccidio più barbaro che l'esercito italiano ha compiuto in Libia nel 1937, quello di Debre Libanos, cioè quei 2000 monaci copti che sono stati ammazzati brutalmente solo perché avevano tentato di ammazzare il viceré di Etiopia Graziani. Seconda Ma cosa, non erano i sacerdoti che volevano ammazzarlo, è stato un attentato naturalmente. Sì, un attentato anche fortuito, ma poi è stato visto un complotto come se fosse stato organizzato appunto da questi religiosi. E fu la strage di Addis Abeba. E fu la strage, ecco, di questo monastero. La seconda curiosità è che colui che ha organizzato l'omicidio e l'uccisione di Giacomo Matteotti, Amerigo Dumini, lo troviamo fra i coloni in Libia. È tenuto lì e ci starà alcuni anni proprio perché Mussolini voleva toglierselo di mezzo e lui con la sua astuzia farà molti denari con i soldi che gli arriveranno dall'Italia proprio facendo il latifondista. Ho capito. Bene, allora diciamo che abbiamo fatto un percorso abbastanza dettagliato su queste che sono state le guerre coloniali e diciamo che Gheddafi apparteneva alla setta degli assassini e assieme a naturalmente una setta segreta che naturalmente voleva liberare l'Africa dal colonialismo, ma naturalmente si è preso un impegno che era troppo importante per lui. Chi finanziò Gheddafi però fu Andreotti per fare il colpo di stato contro il re della Libia. Bene, abbiamo finito il nostro percorso, ringraziamo i nostri telespettatori che ci hanno accolto fino a quest'ora e ci vediamo il prossimo venerdì. Prego. Certo, ringraziamo anche i nostri ospiti che ci hanno aiutato ad approfondire questo periodo, questo importante periodo storico della nostra storia. Grazie al professor Patrizio Zanella che è stato in studio con noi e grazie al dottor Giulio Bobbo in collegamento. E prima di lasciarvi alla nostra programmazione, noi come sempre ricordiamo i nostri prigionieri di coscienza che ci fanno ormai compagnia da tanto tempo e per i quali purtroppo non abbiamo grandi notizie perché restano in carcere, continuano a restare in carcere per aver manifestato le loro idee. E questa sera iniziamo da Aung San Suu Kyi in Myanmar, non per una notizia che la riguarda direttamente, ma perché la Corte Penale Internazionale qualche giorno fa ha chiesto il mandato d'arresto per il capo della giunta militare che è al potere, ed è accusato di crimini contro l'umanità nei confronti della minoranza Rohingya. Formalmente ricordiamo che Aung San Suu Kyi, imprigionata dopo il golpe militare del 2021, dovrebbe essere agli arresti domiciliari, ma continuiamo a ripeterlo, di fatto non ha mai lasciato la sua cella e peraltro versa in condizioni di salute estremamente precarie. Resta in carcere anche Narges Mohammadi, lo ricordiamo, premio Nobel per la pace nel 2023, anche per lei non ci sono novità, continua a scontare la sua pena all'interno del carcere iraniano, dove lotta comunque anche all'interno del carcere per promuovere i diritti umani e la libertà delle donne in Iran. E poi andiamo in Tunisia per un'avvocata, Sonia Damani, che è agli arresti ormai da diversi mesi semplicemente perché si è permessa di criticare l'operato sostanzialmente del presidente tunisino Sayed e con una legge che contro le fake news ha portato all'arresto
suo appunto e anche di altri giornalisti e attivisti, e per lei la pena è di 1 anno di carcere, ma continua ovviamente a essere controllata, sotto controllo dal regime tunisino. In Bielorussia invece parliamo di Ales Bialansky, anche lui premio Nobel per la pace nel 2022, anche lui resta in carcere, un altro esponente che si batte per i diritti umani, e insieme a lui tanti altri in Bielorussia, rimane in carcere e ha anche difficoltà a ricevere i propri medicinali. Ecco, diciamo che queste non sono novità, perché purtroppo sono persone che rimangono in carcere, continuano a essere, possiamo dirlo, perseguitate semplicemente perché non condividono e contestano ovviamente l'operato del governo, del regime che guida i loro paesi. Per loro chiediamo, assieme a tanti altri, è un movimento ormai internazionale che chiede appunto la loro liberazione, noi aggiungiamo, è quella anche di tutti quanti gli altri, che sono migliaia, che versano in queste condizioni. Ci fermiamo qui, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, ci ritroviamo venerdì prossimo alle 20:30 come sempre, TV7 Match. Buonanotte a tutti.